Oni su najpopularnija stranka u Italiji, koju predvodi Matteo Salvini. Oni su Liga, naši italijanski prijatelji, predvodnici pokreta stranaka koje stvaraju novu Evropu. Evropu nacija i obnovljenog suvereniteta evropskih država. Naš gost iz Italije je član Lige i poslanik u italijanskom parlamentu, gospodin Vito Comencini. Dobar dan a tutti. Dobar dan svima. Sono onorato di essere qua a Belgrado con tutti voi per il congresso del Partito Popolare Serbo. Pre svega, čast mi je što sam ovdje danas sa vama na kongresu, i kongresu Srpske narodne partije, stranke, pardon. Un ringraziamento innanzitutto all'amico Jovan Palalic per avermi invitato e a tutti voi qui presenti. Zahvaljujem se mnogo mom prijatelju, poslaniku Jovanu Palaliću, a svima vama također na gostoprimstvu. Hvala. Per l'ospitalità. Ode. Mi fa piacere essere qua innanzitutto come componente del partito Lega. Drago mi je što sam ovdje, pre svega kao član Lige, che da sempre è stato amico e solidale con il popolo serbo, koja je uvijek bila solidaran prijatelj srpskom narodu, soprattutto durante la grave tragedia della guerra che ha colpito i Balcani. Naročito tokom ozbiljne tragedije koja je zadesila Balkan. E quindi l'Europa negli anni 90. Također i cijelu Evropu u 90. godina. Il mio movimento ha avuto il coraggio e l'onestà Moj pokret je imao hrabrost i poštenje di andare controcorrente cercando di denunciare quello che realmente stava accadendo. da ide protiv te struje, pokušavajući da osvesti šta se zaista dešava. Vogliamo quindi proseguire questo rapporto di lealtà, stima e fiducia. Stoga želimo da nastavimo taj odnos odanosti, poštovanja i poverenja. Ora viviamo in un momento molto delicato per il futuro dell'Europa, con un'evidente crisi dell'establishment che ha governato finora. Sada živimo u jednom vrlo delikatnom trenutku za budućnost Evrope sa očiglednom krizom establishmenta koji je do sada vladao Evropskom unijom. La Gran Bretagna si appresta ad uscire mettendo in atto la Brexit. Britanija će uskoro otići primjenom Brexita. E di molti paesi i danni provocati dai burocrati di Bruxelles A u mnogim zemljama štete koje su izazvale briselske birokrate pesano sempre di più. teže sve više. Il gravissimo problema dell'immigrazione clandestina, che diviene spesso una vera e propria invasione, Veoma ozbiljan problem ilegalne migracije koja često biva prava invazija, sta provocando gravi danni economici, sociali, culturali nel nostro continente. nanosi ozbiljnu ekonomsku, socijalnu i kulturnu štetu našem kontinentu. Tutto ciò favorisce inoltre un pericoloso percorso di islamizzazione dell'Europa. Sve to međutim pogoduje opasnom putu islamizacije Evrope kojemu se treba odlučno suprotstaviti. Che bisognerebbe contrastare con determinazione. Kome se treba odlučno suprotstaviti. Bisogna tornare a riscoprire e difendere i valori e le radici cristiane dell'Europa. Morali bi se vratiti na ponovno otkrivanje hrišćanskih korena i vrednosti Evrope, Purtroppo finora rinnegate dai governanti dell'Unione Europea. koji su nažalost bili odbačeni od dosadašnje vlasti Evropske unije, Che ha invece dimostrato gravi e vergognose aperture verso la Turchia di Erdogan. a koja je međutim pokazala ozbiljne sramotne otvorenosti prema Erdoganovoj Turskoj. Al cui ingresso in Europa il nostro partito si è sempre opposto. Takvim odlukama Evrope naša partija se uvek protivila. Ma un grave pericolo arriva anche da nuove ideologie, Ali opasnost dolazi iz nekih novih ideologija, come quella gender, come gender, kao što su dakle, uticaj LGBT populacije, che vorrebbe distruggere la famiglia naturale, koje žele da unište prirodnu porodicu, che invece è il nucleo fondante della nostra società. koja je zapravo jezgro našeg društva. Queste ideologie vanno combattute con determinazione. Sa tim ideologijama treba se odlučno boriti. Questo lo stiamo facendo in Italia con Matteo Salvini.
To u Italiji činimo sa Mateom Salvinijem, che da ministro degli interni koji je kao ministar unutrašnjih poslova ha rimesso padre e madre ponovo vratio oca i majku, e non più genitore 1 e genitore 2. a ne više roditelja broj 1 i roditelja broj 2. E lo stanno facendo anche alcuni paesi dell'est Europa To također čine u nekim zemljama istočne Europe con politiche a sostegno della natalità. sa politikama koje podržavaju natalitet. Anche per questo guardiamo con piacere all'ingresso della Serbia nell'Unione Europea. Također iz tog razloga sa zadovoljstvom gledamo na ulazak Srbije u Europsku uniju. Siamo sicuri che assieme potremo tornare a far splendere il faro di civiltà europeo, Sigurni smo da ćemo zajedno na taj način moći vratiti sjaj i svetlost evropske civilizacije, ojačavajući naš identitet i suverenitet. rafforzando le nostre identità e sovranità. Viva la Serbia, viva l'Europa, viva Cristo Re. Živela Srbija, živela Evropa, živeo Hrist.